Raimond Handball Sassari Pallamano 2 agosto Bologna. È la quarta giornata del girone B del campionato di Serie A2 di pallamano maschile. Volta bravo Marco Spano a negare la gira del gol, fa Cantore, trova il palo con l'aiuto della schiena del portiere, un po' di fortuna. L'intervallo al Palla Santoro 2-2 tra Raimond Handball Sassari 2 agosto Bologna. Qua Cantore fa tutto da solo, mette palla sul secondo palo trovando il secondo gol della sua sfida. La Raimond sembra già avere preso confidenza alla partita. Cantore per Bomboi che galleggia in aria e mette palla sul primo palo. Panetti che tocca il pallone dopo essersi reso sfortunato protagonista del gol non impossibile da realizzare, fallito prima. Guadagna tempo per quanto consentito dal regolamento la formazione sassarese che vuole lasciare pochi secondi all'attacco, ospita dalle prete al volo per Maier. Dal fischio arbitrale in favore della formazione rosso-blu. Cantore perde il prete, arriva Pinnonen. Cantore in posizione di doppio pivot, dimenticato dalla il numero 13 della Raimond, entra il Cinella. Stavolta passa di Pinnonen, ci pensa 2 o 3 volte, poi del prete, palla di ritorno, Pinnonen, giù l'Accademia e Pinnonen va ancora a segno. Si va da Cantore, tanto spazio per prendere la mira. Pinnonen, Cantore, del prete, De Logu, Cantore, eccolo il taglio in doppio pivot. Si aprono spazi, Cantore trova questa bella palla per Fois. È arrivata dunque la sirena finale al Palla Sant'Antonio di Sassari, prima vittoria interna per la Raimond che batte la 2 agosto Bologna 37-23.